In Sardegna, sos infortunios in su traballo in su settore edile in sos ultimos chimbanno sono arribaos belle a sa mettade. Unu mezzoru chi viete in prima fila, sas impresas artesanas chi sono su 60 chimbe prochentu de su settore. Este su chiesita campo da un'analisi fatta dai uffici studios de sa Confartigianao impresa Sardegna chindator de Sinail. Sa soziu su talinea ta chi custo numeros positivos dipendene dai custor fattores. Prusu responsabilidade de impresas e dipendentes, prevenzione, formazione e informazione. Ma si depete piccare in considero vinzas a chi sas impresas sono prus pacas proneche de sa crisi. Ma cumale podimmus vedere de minimada ma in positivo questa volta. Impresas e dipendentes in sos ultimos annos sono riconoscendo su valore de sa prevenzione e de sa formazione. A dolumannu depimus ammettere che in questa minimada bintra meda su fatto che unu pore de impresas anatancao. All'iscrivere este Giacomo Meloni, presidente regionale de Confartigianao Edilizia Anaeppa. Sa Confartigianao ammentata chi prova che rimpreare sor dispositivos de amparo individuale in custardiese sa cassa artesana des edilizia de sa Sardegna erdande materiale antinfortunistico. Cada dipendente de sas impresas edilese ana ricevere elmettoso, iscarponese, guantese, ullerase, giubbottoso. Su mundu desi scole storre in Abolottu, oier falau in pratta pro un sciopero generale proclamau da eso sindacato CGL, CISL, WIL e SNALS. Una mobilitazione desor docentes e desu personale tecnico amministrativo chi, gai comente anavattu erisi, sosateror dipendentes publicos, pedini su rinnovu desu contrattu de traballu, virmu da esettannoso, e s'accabu desu precariau chi mancusas ultimas assunziones resessini a che vocare. So sindacauso de categoria protestano prosalezze chentessette, pedini della modificare prosuchi per toccata sa libertà de insegnamento, s'imparzialità de sa pubblica amministrazione ca chi in samutia diretta de su dirigenti scolastico nu este prur garantia, su bonus e pedini prus investimentos in s'istruzione. Sa protesta nazionale in Sardegna s'annanghete a cusse specifica sarda. Noi siamo su livello de dispersione scolastica chi ghettan pore e procussu bicherene politicas particulares fattas apposta, chi non deppene considerare pezzi son numeroso, ma vinza sa situazione de sas comunidades prur minores chi sono uzai gerrande che in si spopulamentu e non hanno bisogno de vie stancande scolas e istituto superiores. So sindacauso ana abatiu in pratta tottu custos problemas de scola sarda chi si spera chi in Roma e in Casteddu calicuno los ascurtete e traballete chi in contipizzu pro un settore a fundamentu de su venidore nostru. Ses persones denunziadas a duas istranzas. Chimbe pizzinnos s'inzalausa su prefetto ca consumian droga, de chinar de persones identificadas e mezzos compudaos. Este su bilanciu de sos servizios de controllo de su territorio de competenza de sos carabinieri de sa compagnia de Siniscola, diretta da su capitano Andrea Senes. Sul militares han denunziato 3 persones ca las han cassada guidando imbriacas. In Siniscola sos carabinieri no han accattau in domo sua a sorariu previdi unu pregiudicau sottoposto a sa misura de sa sorveglianza speciale e dunque l'ana zinzalau a sa autoridade giudiziaria. Hanno denunziato 2 cittadinos istranzos, uno senegalese e uno rumeno, pro ricettazione e pro estrampau unu privau. Sos carabinerisi los hanno firmaus a unu posto de blocco in San Teodoro e hanno scoperto chi sas patentes e vini vrassas e pro sos 2 ominer duncas esti scattata direttus a denunzia e una sanzione amministrativa de €15.000. In s'ambitu de sos controllos antidroga, sos militares hanno compudau uno scantor locales e l'ocor dei svagu notturnos a chimbe zovanos lisana acatau doses de marijuana pro impreo personale e sor militares hanno avuto diritto a zinzalazione amministrativa a sa prefettura. Fini 60 battoro, su spizzineddos dai chimbe a 2 cannos o chimbono hanno partecipato a sa battoro edizione de sa manifestazione Canta con lo Zecchino in occasione de sa festa de sa mama. Su concorso de cantu ideao e organizzao da Esazione Cattolica de so spizzinnor de Bono, che in sa zudu de sa parrocchia, l'hanno fatto in su teatro Rex e l'ata presentao Don Mario Curzu, parraco de Santo Micheli de Bono e Maura Cocco, presidente de Esazione Cattolica. A si spettacolo hanno partecipato as autoridades civiles e religiosas, in prima fila biviti Mussennor Corrado Melis Piscamu de Ottieri.
Questa vaina naschiti chi sa punna de accurziare sospizzinos a su canto e a sa musica e pro chidasa e chidasa sos educadores ed esazione cattolica e sar familias ana traballau animo e pare. Sospizzinos di fatisi a banda de su piacere e pro su cantu imparano a stare pares in armonia chi est in difficoltà decata problema de salute. Grazie a sa collaborazione che in sa cooperativa sociale Emma a suo concorso di fattis hanno piccao parte per una paia de pizzinos speciales. Sos cantantes si sono impinnao ormeda pro mostrare sa valentia e soro a totusu e s'hanno meritao una zoccada e manoso esino ateru pro su traballo che hanno fatto e pro escantao indennantir di una sala prena e sticco de gente chi in genitores, frades, sorres, parentes e amicos. Crasas a partia intre su Lanusei e su Castiadas in occasione de sos spareggios de su girone G de Serie D a decidere chi è a Barrat in interregionale. Su Lanusei allenao da Francesco Loi, grazie a sa posizione in classifica balanzata in sinteri di stagione regolare, podet arrivare in Serie D si vinchete o si pareggiata a postir de sos supplementares. Su Castiadas de Bernardo Mereu invece spodete pezzi vincere. Ambar formaziones sono arribadas quest'anno a sa Serie D e bicheren a barrare. Su Lanusei a postir de aere cominciao bene, in su girone de torrada este ad Asiao, mentre su Castiadas postis arribao Mereu a cominciao a mezz'orare este resissio arribare a si giocare sa Sarbesi in sosi spareggios. In sas partias a diretta Ardesa andada, su Castiadas ha vinto in Lanusei in su punteggio di una nuda, mentre in sa torrada vita acabada in pareggio ma senza rettese. Domenica invece si giocata sa partia intre Budoni e Cinzia, si squadra sarda pode contare supra sa vinchida o su pareggio.